Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Palma di Montechiaro una donna è stata sfregiata al volto con l'acido lanciato dal marito, un noto pregiudicato che è rimasto ustionato. In marcia contro l'emergenza crack. A Palermo un corteo per chiedere una legge che possa permettere di fronteggiare l'emergenza dilagante del consumo della droga che sta devastando i giovani. Falcone e Borsellino sono eroi dell'Europa. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola all'inaugurazione dell'anno accademico a Palermo, prima la visita e l'omaggio al museo dedicato ai giudici antimafia. Anche in Sicilia medici e infermieri in sciopero, chiedono nuove assunzioni e lamentano paghe basse e tagli alle pensioni. Denunciate le aggressioni negli ospedali, l'ultima a Sciacca. Corruzione elettorale a Catania, condannato a 2 anni Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, sulla sospensione. Adesso l'ultima parola spetta al prefetto Maria Carmela Librizzi. A Catania sgommerato dalla polizia il consultorio autogestito di Via Gallo e lo studentato che ospitava giovani penalizzati dalla carenza di posti letto. A Siracusa spuntano i manifesti che raffigurano una Santa Lucia multietnica. È polemica, i devoti si sentono offesi e la Chiesa parla di scelta inopportuna, ma c'è anche chi è a favore. Ancora ben trovati, questa edizione della sera di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con l'ennesima aggressione a una donna, questa volta a Palma di Montechiaro. Un uomo ha gettato dell'acido addosso alla ex compagna, lei è ricoverata, non è in pericolo di vita, lui invece è in grave condizioni all'ospedale di Catania. Davide Sardo. Una donna di 50 anni di Palma di Montechiaro è stata ricoverata all'ospedale di Agrigento al San Giovanni di Dio per delle ustioni riportate sul volto e sulle spalle dopo essere stata aggredita dall'ex compagno. L'incidente è avvenuto in via Fiume d'Italia a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, dove sono accorse diverse pattuglie della Polizia di Stato e i Carabinieri. La cinquantenne è stata raggiunta in varie parti del corpo dall'acido lanciato dal marito. Anche lui è rimasto ustionato alle mani. I due si erano separati da un po' di tempo e la donna, avviando l'iter del codice rosso, era stata trasferita ed alloggiata in una comunità protetta. Stamani la cinquantenne è andata nella sua ex abitazione in via Fiume d'Italia per prendere dei vestiti ed il marito, nascosto dietro la porta, ha attaccato la coniuge quando ha varcato l'uscio gettandole l'acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione durante la quale l'acido si è riversato sulle mani dell'uomo, un noto pregiudicato, Gioacchino Morgana, che è adesso ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, piantonato dai poliziotti. Su quanto accaduto a Palma di Montechiaro è intervenuto il sindaco Stefano Castellino, che ha dichiarato: la donna ha subito una violenza inaudita e la sua sofferenza ci tocca profondamente. È inaccettabile e ci riempie di sgomento e rabbia. La violenza domestica va combattuta con fermezza. I carabinieri di Catania hanno arrestato a Giarre un giovane di 27 anni che perseguitava con continue richieste di denaro una coppia di anziani coniugi che dalla nascita si era presa cura di lui, rimasto orfano. Nel 2019 lo avevano già denunciato una prima volta e lo avevano fatto arrestare per estorsione perché si era appropriato di un loro cellulare per farsi dare del denaro per la sua restituzione. Adesso ci spostiamo a Palermo. La Sicilia ha fatto crack, da casa a Professa in marcia fino all'Assemblea regionale siciliana per chiedere l'approvazione di un disegno di legge che possa permettere di fronteggiare l'emergenza crack. Ci racconta tutto Marco Gulla. Vogliamo la legge ora, la legge per combattere il crack. Un corteo che si è snodato per le vie del centro di Palermo ed è arrivato fino alla sede dell'ARS. Una manifestazione per far approvare il DDL dalla dipendenza all'interdipendenza. Una legge che possa permettere di fronteggiare quello che è un fenomeno dilagante, come nel quartiere Ballarò a Palermo. Presenti anche alcuni politici che stanno ormai battagliando da mesi per l'approvazione della legge. Questo disegno di legge firmato da tutti i gruppi politici indistintamente deve avere una maggiore
input, perché è vero che è stato presentato 6 mesi fa, è vero che il governatore Schifani ci ha rassicurato sulla velocità, però bisogna fare presto perché siamo in ritardo. È una legge appunto che deve sostenere, oltre che recuperare i figli, recuperare anche le famiglie stesse che vengono distrutte da questo male che è difficilissimo da curare, per cui abbiamo bisogno urgentemente di queste strutture sanitarie, sociali e di fare prevenzione seria nelle scuole e nell'università. Un corteo composto da tantissime persone che ha raggiunto l'Ars intorno alle 17:30, tantissimi residenti non soltanto del quartiere Ballarò ma anche persone come il padre di Giulio che ha appunto perso il figlio proprio a causa del crack. C'è una grande partecipazione soprattutto di giovani e questo è importante perché vuol dire che stanno affrontando con grande coscienza questo fenomeno. Vogliamo la legge ora! Vogliamo la legge ora! Vogliamo la legge ora! Vogliamo la legge ora! Oggi a Palermo, apertura e inaugurazione dell'anno accademico con l'intervento della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha parlato di guerra, di immigrazione, di corruzione, ricordando anche il sacrificio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Simona Mazzoni. Sono i miei eroi, sono gli eroi dell'Italia, sono gli eroi dell'Europa. Il pensiero rivolto a Falcone e Borsellino, giudici eroi che portano alto il nome della Sicilia in tutto il mondo. Ma la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, intervenuta a Palermo all'inaugurazione dell'anno accademico nell'aula magna del Dipartimento di Ingegneria, ha aperto la cerimonia con un pensiero rivolto a Giulia, invitando tutti a ricordarla con un minuto di rumore, con un applauso che deve arrivare a Padova, ha detto. Ha parlato anche degli immigrati e dei loro viaggi della speranza, del popolo ucraino, ribadendo la vicinanza dell'Europa, e sulla crisi in Medio Oriente ha detto di portare solidarietà alle vittime con un netto rifiuto al terrorismo. I nostri cuori devono essere abbastanza grandi da prendersi cura di tutte le vittime innocenti e le nostre menti abbastanza razionali di trovare una soluzione di pace a lungo termine. L'Europa guarda al futuro e la Sicilia si trova in una posizione strategica, è la porta del Mediterraneo. Il Sud Italia è ricco di potenzialità inutilizzate che attendono di essere sbloccate. È il momento di invertire la rotta, ma questo non sarà possibile senza accesso ai finanziamenti e un sistema di infrastrutture moderne. Un quadro dell'Ateneo caratterizzato da un aumento di iscritti e da nuove iniziative è stato delineato dal rettore Massimo Midiri alla presenza dei colleghi di tutti gli atenei siciliani. L'Università di Palermo, crocevia di culture diverse, punta a una prospettiva europea e mediterranea, ha detto. Il Presidente Metsola è stato poi ricevuto nella giornata di oggi anche dal Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dal Presidente della Regione Renato Schifani. Adesso ci occupiamo di sanità in subbuglio, medici e infermieri oggi in sciopero, anche molti camici bianchi in Sicilia hanno incrociato le braccia. Le richieste dei sindacati sono quelle di cambiare la legge per il bilancio, più assunzioni rispetto alla categoria. Marco Gulla. Quella di oggi per la sanità è una giornata nera. Medici e infermieri incrociano le braccia per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati ospedalieri. Anche la Sicilia ha aderito. Centinaia di medici che oggi non hanno lavorato. Tra le ragioni della protesta, assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, tagli alle pensioni. Ma il grande problema che attanaglia la sanità siciliana è la mancanza di medici. Mancano i medici, ma non soltanto
soltanto nei pronto soccorso, dove siamo circa la metà delle presenze rispetto a quelli previsti nelle dotazioni organiche. Oggi fa notizia la disciplina dell'ortopedia. Nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi, abbiamo assistito a un esodo di ortopedici dagli ospedali pubblici al settore privato, quindi gli ortopedici si dimettono dall'ospedalità pubblica per andare a lavorare o alla Fondazione Giglio, che è molto gettonata da questo punto di vista nell'ultimo periodo, o in qualche struttura privata. Turni massacranti, stipendi non adeguati, i medici in fuga anche per queste ragioni. Vanno a guadagnare il doppio se non il triplo rispetto allo stipendio dell'ospedale, e soprattutto dove non hanno reperibilità notturna, dove non hanno la guardia festiva e quant'altro, quindi hanno anche una qualità di vita nettamente superiore a quella che offre l'ospedale pubblico. Siamo stanchi, esausti, c'è gente che lavora anche più di 12 ore al giorno e non possiamo garantire il massimo della concentrazione che ogni paziente richiede, e lo sfogo di molti medici che oggi hanno incrociato le braccia. Uno dei motivi per cui scioperiamo oggi è la richiesta di assumere il personale medico, di fare l'impossibile per assumere i medici, perché quelli che sono in servizio sono anziani, l'età media della popolazione medica è superiore ai 55 anni, molti hanno più di 60 anni. E poi le aggressioni negli ospedali, nei pronto soccorso, l'ultima a Sciacca, un'infermiera schiaffeggiata da un 73enne di Villabate. Compravendita di voti per le regionali del 2017, e questa l'accusa che condanna Riccardo Pellegrino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Catania, a 2 anni. L'associazione Antimafia e Legalità ne chiede le dimissioni, ma Pellegrino potrebbe rimanere in carica. Ci spiega perché Tonino De Mano. L'onda lunga delle elezioni regionali 2017 irrompe a Catania e questa volta coinvolge il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Riccardo Pellegrino, esponente di Forza Italia, condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa per corruzione elettorale. Una sentenza, quella del Tribunale di Catania, che alimenta le fibrillazioni, politiche non, in una città già scossa dalle dimissioni di Angelo Di Martino dai vertici di Confindustria. E dopo la sortita di ieri torna all'attacco il presidente dell'associazione Antimafia e Legalità, l'avvocato Enzo Guarnera, che chiede a gran voce le dimissioni di Pellegrino. A prescindere dagli effetti della legge Severino, si pone un serio problema di etica pubblica. Può Pellegrino restare a ricoprire l'attuale incarico istituzionale? È la stessa classe politica, aggiunge Guarnera, che ogni anno indossa la maschera del perbenismo e commemora il sacrificio di Borsellino e delle altre vittime dell'illegalità mafiosa. Il processo è l'epilogo di un'inchiesta della DIA che portò a scoprire un sistema di compravendita di consensi, 50 euro a voto, in favore di Pellegrino, che per le regionali era candidato nelle liste di Forza Italia. Pellegrino ha annunciato ricorso in appello e tramite i suoi legali ha fatto sapere che è sereno e continua a lavorare per la città di Catania, riponendo piena fiducia nella magistratura. Niente dimissioni all'orizzonte e quindi potrebbe ancora ricoprire l'incarico di vicepresidente del Consiglio Comunale. Il condizionale d'obbligo: da un lato la pena sospesa non avrebbe alcun effetto sul ruolo istituzionale, dall'altro ci sarebbe un'interpretazione della legge Severino che potrebbe portarlo alla sospensione dalla carica. L'ultima parola spetterà al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. A Catania è stato sgomberato dalla polizia il consultorio autogestito di Via Gallo e anche lo studentato che ospitava gli studenti penalizzati dalla carenza di posti letto. Le volontarie che da anni aiutano le donne vittime di violenza denunciano sono stati usati dei metodi violenti da parte della polizia. È andata per noi Eva Spampinato. Ci hanno sequestrato i telefoni, quindi noi non abbiamo avuto possibilità di chiamare l'avvocato per almeno 1 ora e mezza. A me hanno strattonato diverse volte, infatti ho proprio anche i segni di questa cosa sulle braccia. Lara Torrisi ci mostra i segni sulle braccia lasciati dai poliziotti che alle 5 del mattino hanno fatto irruzione all'interno di questa palazzina che da 6 anni è occupata dai volontari e dalle volontarie del consultorio autogestito Mi Cuerpo es Mio in Via Gallo, nel centro storico di Catania. Noi non abbiamo avuto nessun tipo di preavviso rispetto allo sgombero di
di stamattina. L'immobile è di proprietà delle Biblioteche Riunite Orsino Recupero ed era stato abbandonato. 6 anni fa questi ragazzi lo hanno occupato, dando vita ad un consultorio interamente autogestito da tantissime volontarie, ginecologhe, ostetriche, psicologhe e psicoterapeute, avvocatesse, studentesse. Quello che è stato sgomberato è un presidio ad oggi per giovani persone, ma soprattutto un presidio contro la violenza maschile sulle donne e contro la violenza di genere. Stiamo appunto chiamando tutta la città a presidiare in segno di solidarietà, in attesa delle prossime iniziative, perché sicuramente quello che sappiamo è che non arretreremo di un passo. Il secondo piano dell'immobile è occupato dallo studentato occupato 9500, che dà alloggio ad una dozzina di studenti esclusi dalle borse di studio e penalizzati dalla carenza di posti letto nelle strutture dell'Ateneo di Catania. Ormai è da anni che proviamo a dialogare per l'affidamento dello spazio in varie forme, ma la risposta è sempre stata nulla. L'anno scorso centinaia di persone e decine di associazioni avevano sottoscritto un appello a sostegno dello studentato e del consultorio affinché venisse riconosciuta la loro importanza per il territorio. Adesso ci occupiamo di mafia. C'è una donna che ha avuto un ruolo fondamentale nello scambio dei pizzini riservati di Matteo Messina Denaro. Si tratta di Martina Gentile, arrestata oggi a Pantelleria per favoreggiamento della latitanza appunto del boss arrestato poco tempo fa. Custodiva i segreti del capomafia. Giusy Lazzara. Matteo Messina Denaro, il boss delle stragi, latitante per 30 anni, aveva un forte legame con la giovane Martina Gentile, la figlia della sua amante Laura Bonafede, insospettabile maestra elementare. «È come se fosse mia figlia», scriveva in un pizzino alla sorella. «Se vedessi il suo comportamento ti sembrerei io al femminile». Sentimento ricambiato dalla Gentile: «Ti adoro, sei l'unica persona con cui parlo più liberamente e con cui sono più me stessa». Così la 31enne, oggi arrestata per favoreggiamento della sua latitanza, fermata a Pantelleria dove si trovava per delle supplenze a scuola. Queste le immagini dei carabinieri del ROS che hanno perquisito questa mattina l'abitazione della donna. Per la procura Martina Gentile ha avuto un ruolo nella sequenza dello scambio di posta di Messina Denaro, quel riservato, sofisticato ed efficacissimo sistema di raccolta e smistamento dei pizzini che il latitante ha sfruttato per comunicare anche con Laura Bonafede, una dei perni nella gestione della sua lunga clandestinità. Le due donne, secondo gli inquirenti, a fare anche da tramite per mantenere il suo ruolo di vertice della mafia trapanese. Delle indagini dei ROS si è scoperto che lo scambio di pezzini di Messina Denaro tra Martina Gentile e Lorena Lancieri, una delle donne del boss, finita in manette nei mesi scorsi, sarebbe venuto proprio nello studio di architettura dell'ex assessore all'urbanistica di Campobello di Mazzara, Stefano Tramonte, in cui le donne lavoravano. L'architetto, che si è dimesso nei mesi scorsi, è indagato. Non c'è solo questo, perché agli atti dell'inchiesta ci sono anche una serie di immagini scattate dalla polizia mesi prima della cattura del boss. Nei frame di un video del 17 dicembre del 2022, ora rianalizzati dai carabinieri, si vede l'auto del boss passare alle 10:59 davanti alla casa della Gentile della madre Laura Bonafede e rallentare davanti al portone. Scene immortalate che però non insospettirono gli investigatori che tenevano sotto sorveglianza le donne. A Catania 45 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, 2 corrieri della droga intercettati nella zona industriale. Fatale il nervosismo dei 2 conducenti alla guida. Il servizio. Guidavano nervosamente un veicolo dietro l'altro e alla vista della Guardia di Finanza hanno aumentato la velocità nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Un'accortezza che invece è costata cara a 2 corrieri della droga intercettati dalle fiamme gialle mentre percorrevano la zona industriale di Catania. È a quel punto che è scattata la perquisizione dall'esito, è il caso di dirlo, stupefacente. Oltre 45 kg di cocaina nascosti in 3 borsoni neri e suddivisi in panetti sono stati rinvenuti nei bagagliai delle 2 auto fermate che ovviamente sono state poste sotto sequestro. Secondo una prima stima degli investigatori, il valore della droga al dettaglio si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Il carico di cocaina, probabilmente proveniente dalla Calabria, era destinato a rifornire le piazze di spaccio della provincia etnea e del Siracusano. Il GIP, su richiesta della Procura di Catania, ha convalidato gli arresti avvenuti in flagranza. I 2 corrieri sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. La droga sarà sottoposta ad indagini di laboratorio per essere confrontata con altre partite di cocaina già sequestrate dalle fiamme gialle.
Adesso ci spostiamo a Siracusa perché manca qualche giorno alla celebrazione della festa della patrona Santa Lucia, ma è già polemica perché in giro ci sono delle immagini di una Santa Lucia multietnica. Questi manifesti appunto raffigurano la patrona con il volto di una donna straniera. I devoti si sentono offesi, la Chiesa parla di una scelta inopportuna, ma c'è anche chi è d'accordo. Ce ne racconta tutto Francesco Loi. Non si rispetta la fede dei devoti. Santa Lucia è Santa Lucia. Il volto di Santa Lucia modificato e sostituito con quello di persone di etnie diverse. Così questi manifesti affissi alla borgata hanno fatto scoppiare la polemica. Sconsacrare un'immagine sacra con queste cose. Mi sembra una cosa un po' fuori luogo. Lei cosa ne pensa? Non mi piacciono perché Santa Lucia è una sola e basta. La borgata è casa mia, è quello che si legge. In basso il nome del gruppo che ha affisso i manifesti. Per loro non ci sono né scandalo né blasfemia. L'obiettivo è quello di rigenerare la borgata divenuto quartiere multietnico. D'accordo per l'inclusione, però quando si va oltre i limiti dà fastidio. Ecco, in questo caso hanno dato fastidio. Io non sono d'accordo con quello che è stato fatto, però rispetto chi l'ha fatto. La Chiesa è la prima casa di accoglienza di tutti, chiunque, e quindi è bello che Santa Lucia si presti. Ma la pensa diversamente l'Arcidiocesi, che in un comunicato definisce questi manifesti inopportuni. Se uno degli obiettivi di Meta Borgata è fare comunità, si legge nella nota, sicuramente in questo caso si è persa un'occasione. È come se fosse, non so, un dispetto. Offendono troppo perché non è giusto. Tutto questo a ridosso della grande festa del 13 dicembre, giorno in cui Siracusa riabbraccerà la sua Lucia. Beh, insomma, vedremo come andrà a finire. Pubblicità, poi ritorneremo per parlare di calcio. Ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Dopo il pareggio contro la Virtus Francavilla, per il Catania è tempo di preparare una delle gare più attese della stagione, il derby tutto siciliano contro il Messina. Lucarelli andrà da ex, ieri a Corner ha parlato Zammarini che ha raccontato il momento dei rossoazzurri. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Continuità nelle prestazioni, nei risultati è quello che vuole Lucarelli, è quello di cui ha bisogno il Catania, soprattutto dopo il pari contro la Virtus Francavilla, che ha rappresentato una sorta di frenata nel processo di crescita dei rossazzurri dopo l'arrivo del tecnico livornese. Un aspetto sul quale si è concentrato anche Roberto Zammarini, centrocampista del Catania, ospite era a Corner. Ne stiamo discutendo anche nello spogliatoio, quello che parliamo sempre col mister. Adesso il nostro obiettivo è migliorare sempre partita per partita, di non tornare più indietro e di andare sempre in avanti e speriamo di continuare così, cercando alla fine di realizzare più gol. La gara contro la Virtus, ha detto Zammarini, è stata condizionata anche dall'impegno infrasettimanale in Coppa contro il Crotone, ma adesso c'è una settimana intera per la prossima partita, non una qualsiasi. All'orizzonte c'è il derby tutto siciliano contro un Messina tornato alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Non una gara come tutte le altre per le motivazioni che questo genere di match comunque comportano. Lucarelli in riva allo stretto ci arriva da ex e troverà un ambiente nel quale è stato davvero il comandante, ma che non gli ha perdonato l'approdo al Catania. Troverà una squadra che ha bisogno di punti e di ritrovare quel feeling con l'ambiente che il disastroso mese di novembre ha rovinato, aspetti dei quali dovrà tenere in considerazione il Catania. Il telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.